Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornati con i nostri ospiti. Tra un po' ve li presento, però ricordiamoci che ormai è la seconda settimana e da qua andremo in avanti per un anno con lo spazio dedicato all'approfondimento delle problematiche che incontrano tantissimi pensionati, e quindi abbiamo lo speciale anteprima con lo CGIL, ovvero pensionati, voi cittadini, che come sempre vi sollecito, scriveteci, chiamateci oppure chiamate lo sede dello CGIL se volete partecipare e diventare protagonisti, che hanno un problema con la propria pensione. I conti non tornano e se ne accorgono facendo fare il controllo e vogliono che vengano messi a posto e possono ottenere effettivamente dei rimborsi anche importanti e significativi. Noi ogni volta abbiamo una testimonianza, qualcuno che si rende disponibile a raccontare la propria storia, che si conclude in bellezza. Vedremo chi è protagonista nella puntata odierna e quindi spazio naturalmente all'anteprima con lo SPI. Poi però torniamo in studio e parliamo di un tema interessantissimo, perché è stata sfornata la riforma sociosanitaria del Veneto, della regione del Veneto. Molti cittadini non hanno compreso che cosa sta succedendo, alcuni hanno preso paura, dicono ci tagliano gli ospedali, ci tolgono ancora altri posti letto, tagliano le risorse, insomma tutti sono un po' pessimisti. Abbiamo anche l'opinione di alcune persone che ci hanno lasciato la loro intervista, ma abbiamo soprattutto i protagonisti di questa lunghissima maratona che è giunta al termine, quindi parleremo di Sanità in Veneto. Tra poco seguiamo l'appuntamento.